Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Bom, 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 bom. Il giro del mondo in 80 giorni. 10ª puntata. Bom, 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 bom. Buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi, in questa versione Da tamburino. basso. Cosa Bom, fai? bom, 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 bom. Faccio il basso della nostra sigletta. E anche perché così mi tengo un po' caldo, perché abbiamo una volata transoceanica Eh sì, da l'altra volta siamo affrontare andati a est e stavolta andiamo a indietro. Adesso ovest. sto giro andiamo avanti. E quindi il flusso orario, come si dice? Il fuso, Solo ecco. fuso. Sempre esagerato. Sì. Il fuso orario è all'indietro, quindi andiamo indietro dalla giornata. Dove andremo se sono le Non 9, ce lo saranno facciamo le 5, dire. le 6. Ce lo facciamo dire perché noi siamo rigorosamente in diretta stasera. Esatto, stasera e anche le prossime sere. Va bene, su radionostra.gimdo.com potete trovare le altre puntate della scorsa settimana, di 15 giorni fa, di un mese fa, di un anno fa, di 2 anni fa, di 3 anni fa. È finita anche la sigla. Andiamo con il primo brano, questa puntata, tutti i brani natalizi, perché è l'ultima puntata. Prima Prima, certo. della fine dell'anno, esatto, prima di Natale. Quindi andiamo col primo brano, tutti quanti della CT Bandland, giochiamo in casa e quindi poi è Radio Nostra e facciamo un po'. Più nostra di così. Esatto, andiamo col primo brano. Christmas time is here, happiness and cheer, fun for all the children call their favorite time of year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient dreams of love and dreams to share. Sleigh bells sing the air, beauty everywhere. Yuletide by the fireside and joyful memories there. Christmas time is here, we'll be drawing near. Oh, that we could always see such spirit through the year.
Christmas Time is Here, C.T. Bendeland, e il primo brano stile natalizio perché appunto siamo verso il Natale e abbiamo il nostro primo ospite con la nostra mongolfiera. Siamo atterrati in un paese del centro America Latina e siamo in Paraguay. Ciao Patrizia, buonasera. Si trova in Paraguay, ma non le abbiamo chiesto in quale città, forse nella capitale. Sì, sono ad Asunción, nella capitale. Asunción. E abbiamo chiamato Patrizia perché insegna italiano, anche in questo paese così lontano. Ecco, allora siamo curiosi che ci racconti un pochino la tua esperienza. Beh, io sono arrivata in Paraguay nel 2008, in realtà già prima ero arrivata nel 2005 attraverso una ONG italiana che faceva adozione a distanza. E poi in quel frattempo ho conosciuto la direttrice di una scuola che praticamente era iniziata da 3 anni, nel 2002 era stata fondata il Santa Caterina da Siena. Io poi sono ritornata in Italia dal 2005 al 2008 e mantenendoci in contatto la direttrice della scuola, la chiamano la tia Gio qua, mi aveva proposto di ritornare per aiutarla a far crescere un po' la scuola. Adesso la scuola è una scuola italiana, ma non è una scuola paritaria, purtroppo, perché abbiamo fatto vari tentativi, ma non è facile. Ancora, dai, diciamo non ancora. Esatto, può essere nel futuro. E è una scuola adesso ha già più di 500 alunni, sì, e insegniamo italiano dalla scuola, diciamo, elementare, la scuola media fino al liceo. E l'italiano però è la lingua, diciamo, straniera ufficiale riconosciuta dal ministero, diciamo, locale paraguaiano nel liceo. Quindi io mi occupo, diciamo, di coordinare gli insegnanti di italiano nella scuola e in più insegno nel liceo. Abbiamo insegnato, in questi anni abbiamo cercato di insegnare un po' di materie anche, diciamo, curriculari in italiano, e quindi io insegno storia dell'arte in italiano. Poi sono stati vari professori, sono venuti da noi, quindi sono stati professori di fisica, di biologia, e poi tutti sono ritornati in Italia e sono rimasta io. Quella che per ora sta resistendo. Quindi tutte le materie sono insegnate in spagnolo? Spagnolo, sì, nel e liceo. Poi c'è l'italiano come lingua straniera, diciamo. Esattamente. Ascolta, e qual è l'interesse degli studenti per la lingua italiana? Allora, in Paraguay è interessante perché anche se si parla molto poco del Paraguay e spesso si confonde con l'Uruguay, anche se è a un passo tra l'Argentina e tutti dicono sempre Uruguay, no, è Paraguay, il paraguagio è molto nazionalista, quindi è il Paraguay. In realtà non ha avuto la stessa immigrazione dell'Argentina e del Brasile, ma c'è quasi il 30% della popolazione di origine italiana, e quindi si studia abbastanza, c'è molto interesse. E anche nella scuola, bene, sicuramente la primeggia la Dante Alighieri, che ha più di 1000 studenti, e poi anche noi, ecco, ci siamo conquistati il nostro posto perché, diciamo, è tra, diciamo, le due scuole che insegnano l'italiano a livello scolastico. Quindi, diciamo, cresce sempre di più. Forse anche perché, diciamo, negli ultimi anni l'ambasciata locale ha anche cercato di rafforzare molto i rapporti a livello culturale, a livello economico, quindi diciamo c'è sempre molta curiosità e ci sono molti studenti che poi vanno in Italia, a parte la parentesi della pandemia, a studiare qui in Italia, quindi è interessante. La comunità italiana è ancora molto viva, nel senso è una comunità, si incontrano, eccetera, o è completamente integrata?
Allora, la comunità italiana, cioè, diciamo, è fatta soprattutto da figli di discendenti, forse anche quindi sono le associazioni regionali che fanno, diciamo, diverse attività. Italiani, diciamo, forse un po' della mia età, diciamo quasi giovani, ce ne sono pochi, quindi qualche anno fa eravamo di più, poi la pandemia ne ha portati via, molti sono ritornati, diciamo, nel marzo del 2020 e quindi, diciamo, è un po' difficile forse arrivare in Paraguay così, no? Però sì, c'è una comunità italiana, soprattutto fatta da discendenti italiani che quindi si riuniscono nelle loro associazioni o fanno, non so, per esempio la settimana scorsa c'è stato in Piazza Italia il mercatino di Natale dove c'erano le varie associazioni che vendevano i loro prodotti, quindi ci sono sì delle attività che vengono fatte, o per esempio il Festival della canzone italiana dove partecipano anche i ragazzi della scuola, quindi però non è, diciamo così, non c'è un'emigrazione molto diretta, Sì, forse. sì, sì. Sono più che altro discendenti, insomma, quindi Esatto. sì. Ascolta Patrizia, ma e come si vive in Paraguay? Perché noi facciamo anche fatica a immaginarlo, sto paese, nel senso che se ne parla anche pochissimo in Italia. Credo che nell'ultimo anno, non so, non sia mai stato nominato nelle notizie. Sì. E, e- Generalmente non sale sempre, non è che esce per notizie Buone. positive. Esatto, però è un paese dove c'è una cultura sicura, cioè è uno dei pochi paesi dove ha conservato il Guarani, che è la lingua autoctona diciamo, dei nativi, e ha una forte tradizione indigena, anche se purtroppo gli indigeni, insomma, le varie etnie indigene non sono trattate molto bene. Però ecco, mantiene molto questa dimensione familiare ancora, cioè in realtà in Paraguay è come un paese, per noi il paese è il pueblo, no? Quindi un paese grande dove la maggior parte delle persone sicuramente si conoscono, quindi è un ambiente molto familiare, le persone sono molto accoglienti. Se hai bisogno, questo l'abbiamo visto soprattutto nella pandemia, nella nostra scuola, era impressionante quando un professore si ammalava o doveva andare in terapia, si facevano le collette per aiutarlo con le medicine perché giustamente qua le condizioni sanitarie insomma non sono eccellentissime. Però è impressionante perché, non so, un amico o un parente dell'amico si ammala e tutte allora fanno, non so, le collette, vendono delle cose, fanno qua, si chiama la pizzeata, la fogliata, no? Quindi c'è molta solidarietà. Sicuramente molte cose non vanno bene, però questa è la cosa che io trovo bella, è che le persone si aiutano. No? Questa è certo. una Ma cosa e la molto bella. capitale è molto grande? Gli abitanti sono milioni o com'è? Sì, è diciamo discretamente grande, ora non, non mi ricordo quanto è No, no, vabbè, però siccome senti di capitali con 18 milioni di abitanti, sì, no? e tra l'altro è una città che è anche cresciuta molto e quindi c'è molte inversioni da fuori, si stanno costruendo palazzi, palazzoni, e da poco ci sono stati Si è elevata come città Asunción. Era per fare una battuta. È quasi blasfema sta battuta, eh. È assurda, assurda. Ascolta, ma c'è turismo? Allora, turismo, c'è un turismo particolare che è il turismo per esempio dell'osservazione faunistica, quindi qua ci sono due regioni, una è la regione orientale e l'altra è la regione occidentale. La regione occidentale è chiamata Chaco, che ha una vegetazione molto simile alla savana africana. Ed è particolare perché ha specie animali e soprattutto di uccelli
che non si trovano da altre parti del mondo, e quindi è un turismo, ecco, poi molti vengono per esempio per conoscere le cascate di Iguazú, che sono al confine tra Città dell'Este e Fossa di Iguazú, quindi non è un turismo massivo, però è un turismo particolare, cioè soprattutto che vengono le persone, magari non vengono per molto tempo, ma vengono a livello, diciamo, per conoscere la parte naturalistica. Sì, esatto. E poi adesso sì, c'è molto turismo probabilmente a livello di più per la questione di affari, di negozios, e quindi infatti anche lì sono cresciuti molti anche gli hotel. Quindi è un paese che sicuramente tra tutti i paesi del Sud America è quello che ha avuto più crescita, no? Rispetto quindi anche è alla... in sviluppo, comunque un paese in sviluppo, insomma, Sì, quindi... sì. Tra l'altro mi sembra, non vorrei fare una gaffa, che il Paraguay è uscito da paese classificato come in via di sviluppo, no? È una categoria, diciamo, un po'... Però no, i paraguayani non sono molto d'accordo, perché in realtà appunto tutta la parte dell'educazione pubblica, la sanità pubblica, insomma, non Cioè, è non che è un sta paese benissimo. ricchissimo, no? Quindi le risorse saranno limitate, temo, no? Sì, c'è il Paraguay ha fatto questo patto con il Brasile sulla parte della idroelettrica, quindi in realtà potrebbe essere, se mi ascolta qualche brasiliano magari non sarà d'accordo, ma potrebbe essere molto più ricco di quello che è, perché ecco, l'energia qua, diciamo, la cosa positiva è che realmente è molto economica, no? Perché hanno una delle idroelettriche più grandi. Che però siamo invidiosi in questo momento storico, perché... Immagino, sì, non lo dovevo dire, però è la realtà, sì, oggi. Ascolta, vabbè, un'ultima cosa, chi di noi è capitato in America Latina in questo periodo, così da fine novembre in poi, ha avuto dei momenti di cortocircuito, no? Perché eri lì col vestitino estivo e vedevi gli alberi di Natale. Sì. Allora, in Paraguay anche si festeggia il Natale? Sì, si festeggia. Beh, il Paraguay è un paese molto cattolico, cioè ha veramente una religiosità, realmente lo sentono tantissimo proprio a livello religioso, no? E si festeggia generalmente il 24, come un po' al sud. Infatti è un po' strano, perché il 24 si fa questo cenone dove si mangia il tacchino freddo, tutte queste insalate miste. E poi si beve il clericot, che è una specie di, come una sangria, però fatta con più frutta. E il 25 non succede più niente, quindi io Basta, generalmente... finito. Esatto, e quindi però ugualmente io con i 40 gradi che generalmente fa a dicembre mi faccio il mio brodino, metto l'aria condizionata e mangio. E mangi il tortellino. No, è vero, è molto colorato, è sicuramente un Natale differente. Ma in effetti prima avevi parlato dei mercatini di Natale, cioè cosa vendevano su questi mercatini? Cosa fanno, il presepe lo stesso? Cioè... Presepe, e lo fanno con un tipo di legno che è particolare, che si chiama palo santo, che era un tipo di legno che utilizzavano i guaraníes, ed è particolare perché ha un odore molto gradevole. E per esempio poi c'è molto artigianato locale, questo viene un po', ora non voglio essere un po' prolissa, però hanno questa grande importanza che danno all'artigianato, probabilmente dovuto a quando sono arrivati i gesuiti e hanno proprio fatto tutto questo lavoro a livello di trasmissione della parte della manualità, no? E poi questa è una parte con i gesuiti, e dall'altra sicuramente c'è tutta la parte dell'arte indigena, dove si lavorano le fibre naturali, i cereali locali. Quindi per esempio si fanno i presepi dentro utilizzando per esempio i fiori di zucca o i fiori delle piante locali. Sì,
è particolare. Danno un Natale sempre molto regionale, un po' come a Napoli, no? Un tocco estroso. Tocco estroso, forse anche un impasto un po' di culture, no? Come dicevi, quindi Sì, bello, sì, sì. bello, affascinante. Interessante. Va bene, quindi ti prepari questo grande cenone e... Bene. Va bene, Sì. Patrizia. Grazie, ci hai fatto viaggiare veramente in un posto che sentiamo nominare molto Sì. poco. Ecco, Ecco, speriamo lo sentiate un po' di più. Spero. lo sentiamo un po' di più, speriamo che la scuola riesca a diventare scuola paritaria, Speriamo, sì. perché questo dà una serie di vantaggi anche agli studenti, no? Quindi... Certo, ma anche per gli italiani che poi sono venuti a lavorare, questo è un grave problema, non lo vorrei sollevare adesso, ma purtroppo come non c'è un convegno Italia-Paraguay anche a livello pensionistico e quindi diventa difficile, cioè magari anche non si trova più la disponibilità di tanti professori che vengono a insegnare in Paraguay perché certo. è chiaro, no? E No, quindi fai benissimo a dire questa cosa, è importante, sì. sì, io avevo cercato attraverso il CONES locale di stimolare la cosa e far vedere che era importante, però si fa fatica, non so, mi dicono che non c'è la volontà politica e quindi niente, però Ma da parte dell'Italia o da parte di entrambi i paesi? sembrerebbe da parte dell'Italia, forse non è sicuramente probabilmente tra le priorità, no? Sì. Però diciamo ci sono comunque, una cosa interessante è che ci sono molti paraguayani, soprattutto infermieri, che sono andati a lavorare in Italia in questi anni, soprattutto nel periodo della pandemia, quindi hanno gli stessi problemi che abbiamo noi italiani che abbiamo Certo. lavorato, cioè hanno metà pensione in Italia e metà pensione in Paraguay, no? Anch'io ho la stessa situazione, Certo. quindi speriamo, apriamo una voce. No, hai fatto benissimo a dire questa cosa perché è importante, insomma, no? Va bene. Bene. Grazie Patrizia. Grazie. Buon Natale a tutti. E in bocca al lupo. Grazie altrettanto. Buon Natale, naturalmente. Certo. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling down their reins.
Eccoci tornati nuovamente siamo tornati anche velocissimi anche con la nostra mongolfiera e siamo atterrati vicino a casa, non tanto vicino, Rossella. Ma ormai abbiamo questa visione così Sì, mondiale. beh, esatto. Comunque siamo vicino, siamo a Ginevra, suppongo, no? Dal Google Map, che Zurigo. Zurigo, sì. Sai, dall'alto non si capiva bene tra le nuvole di sera, così è facile. E abbiamo il nostro Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Bentornato Maurizio Nappa, che è il nostro lettore appassionato e ogni tanto lo chiamiamo per avere dei consigli. Benvenuto e prego. Grazie per l'invito. Stavolta vi vorrei portare in libreria a scegliere insieme i regali di Natale. Oh, Che Dico bella questo, idea. sì, dico questo perché? Perché regalare un libro io credo sia cosa saggia, in quanto il libro non va in saldi, non lo troviamo al 50% la settimana dopo, quindi insomma almeno sappiamo quello che spendiamo. Questo è un approccio molto pragmatico che di questi tempi di magra va apprezzato. Assolutamente, però qual è il rischio di comprare libri, soprattutto per gli amici e i parenti che sono lettori forti? Di regalar loro un doppione oppure regalar loro qualcosa che hanno già letto. è E vero. questo, sì, e questo può succedere perché purtroppo le librerie, le grandi librerie, hanno in vetrina tutti gli stessi libri. Non so se avete fatto Esatto, è un po' caso. come al cinema, che ci sono sempre gli Sì. stessi film. Sì, una volta quello che succedeva, si chiedeva consiglio ai librai, si raccontava un po' della persona, si descriveva il carattere e i librai ci aiutavano a trovare il libro giusto. Oggi i commessi in libreria sono degli impiegati che lavorano per obiettivi e devono vendere tot libri della casa editrice X, tot libri della casa editrice Y in quella settimana, quindi qual è il risultato? Ci consiglieranno i libri che devono assolutamente vendere, quelli più distribuiti. Allora il trucco che uso io è quello di comprare libri di case editrici indipendenti. O libri che non si trovano appunto in vetrina, libri che vanno un po' cercati. E In questo però ci aiuti tu perché noi da soli non siamo capaci, noi vediamo solo le vetrine. E allora io vi aiuto anche il mio blog, ma in particolare vi racconto quello che sto facendo io in questi giorni, cosa sto regalando ai miei cugini in particolare, ma anche a qualche amico. È un libro dell'editore Francesco Brioschi, quindi un editore milanese. Il libro si chiama Il silenzio e la mia lingua madre. Lo ha scritto uno scrittore britannico di origini africane, Sulaiman Addonia. E cosa ha fatto Addonia? Ha romanzato la sua infanzia e la sua adolescenza in una maniera molto, molto, molto particolare. La sua storia è di per sé particolare perché è nato nel 74 in Eritrea, da madre eritrea e padre etiope, due paesi in guerra, ed è scampato a uno dei massacri, dei tanti massacri provocati dalle varie guerre Eritrea-Etiopia nel 76, quindi aveva 2 anni. In quel massacro uccisero suo padre, ma lui riuscì, chiaramente con la madre e con i nonni, riuscì a rifugiarsi in Sudan, in un campo profughi. La madre li lasciò qualche anno dopo perché andò a lavorare come domestica in Arabia Saudita, quindi lui crebbe con il fratellino e i nonni in questo campo profughi, fino a che i 2 bambini riuscirono a raggiungere la madre in Arabia Saudita e lì cominciarono a studiare. In Arabia ebbe i primi contatti seri con la violenza sulle donne, non solo su sua madre, ma sulle donne in generale, sulle domestiche. Quindi, insomma, vide cose che un ragazzino non dovrebbe vedere, cose che lo traumatizzarono al punto da farlo soffrire di insonnia. Ma questo si rivelò un vantaggio perché lui studiava fino a che riuscì a diplomarsi. Dal diploma si spostò in Inghilterra con il fratello, riuscirono a ottenere asilo politico fino ad arrivare alla cittadinanza.
Lui ha raccontato la sua infanzia e la sua adolescenza in questo bellissimo libro, Il silenzio è la mia lingua madre, che potrebbe spaventarvi per quello che ho raccontato finora, perché insomma stiamo parlando di un campo Sempre profumo. un po', sì, un po' dura come esperienza, sì. In realtà non è così, è un libro scritto in maniera molto, molto serena. E non è triste, chiaramente c'è un po' di malinconia, c'è un po' come dire, di affanno, ma niente di più di questo. Non ci sono tragedie nel libro e la protagonista è una ragazza adolescente, Saba, quindi lui ha trasfigurato se stesso in una ragazza adolescente, una ragazza diversa perché? Perché è una persona che anche in quelle condizioni, anche con quello stile di vita, vuole studiare, vuole continuare a studiare. Quindi c'è questo desiderio di riscatto, questo desiderio di imparare, questo desiderio di migliorarsi da parte di questa ragazza che la rendono diversa dalle altre ragazzine del campo. E, oltre a questo, Saba ha un grosso affetto, un grosso legame per il fratello, tant'è vero che qualcuno nel campo, come dire, sospetta di legami un po' incestuosi, cosa che assolutamente non è vera, e lo si scoprirà leggendo il libro, ma c'è questo legame forte nei confronti di questo fratello, anche egli diverso, perché il fratello è muto, il fratello non parla, per questo il silenzio. Quindi c'è questa storia di due giovani diversi in una situazione estrema e le loro, come dire, le loro scoperte, le loro lotte, i loro primi amori, i loro desideri, quindi si parla anche appunto della scoperta del sesso, della scoperta dell'amore, della voglia di diventare grandi. E quindi sì, insomma, al di là del titolo, al di là insomma, di quello che vi ho raccontato all'inizio, così per inquadrare un po' questo libro, un libro assolutamente originale, ben scritto, emozionante, trascinante, e io credo che sia un bel regalo da fare alle persone a cui vogliamo bene. E Quindi anche, sì, anche una storia a lieto fine, no? Nel senso che è autobiografica, in qualche misura, no? sì, Quindi, è una storia autobiografica. Lui, tra l'altro, l'autore nelle interviste dice non si smette mai di essere un rifugiato, che è una cosa che mi ha fatto molto riflettere, perché insomma, ecco, resta tipo un'impronta digitale. Insomma, noi siamo comunque la nostra storia, siamo tanto della nostra infanzia, tutti. Insomma, noi abbiamo avuto delle infanzie privilegiate, non per tutti è stato così. Però anche da queste situazioni dure può venire fuori il bene, possono venire fuori dei piccoli capolavori che i grandi editori snobbano, trascurano, e allora noi li andiamo a cercare dai piccoli editori. e grazie per aver tirato fuori questo gioiellino e proviamo a metterlo in vetrina insieme a quelli più scontati, insomma, diciamo, no? Assolutamente, assolutamente. Facciamolo noi, se non lo fanno i librai lo facciamo noi. Lo facciamo noi. No, stavo pensando, quando tu hai detto ben scritto, cioè il traduttore ha un grosso rilievo, no? Sì. Sulla traduzione dei libri. Sì, anzi, è una cosa che per esempio io nel blog cito sempre, quando parlo di libri stranieri, cito sempre il nome del traduttore. In questo caso si tratta di Gioia Guerzoni e la casa editrice Francesco Brioschi ha ideato una collana chiamata Gli Altri, dove appunto racconta storie dal mondo, quindi dove i traduttori sono di fatto degli interpreti, devono riscrivere il libro, lo devono reinterpretare, ed è un lavoro che fanno in silenzio, noi li conosciamo poco. Non so, se pensiamo a un film, pensiamo ai titoli di coda di un film, c'è il regista, la sceneggiatura, i costumi, di un libro noi non conosciamo niente. No, è vero. Quindi questo insomma, bisogna dar credito a tutte le persone che lavorano per la realizzazione di un libro, soprattutto quando poi parliamo di libri stranieri che richiedono di un traduttore competente. Sì, perché non è solo una questione linguistica, e chiunque di noi abbia provato a mettere in croce, no, le parole da un'altra lingua sa
che poi i problemi sono molto più... È molto interessante, grazie Maurizio per queste riflessioni. Ascolta, a Zurigo ci sono gli alberi di Natale? A Zurigo c'è un albero di Natale gigantesco in stazione, non ha le palle tipiche, ma ha i cristalli Swarovski. Quindi a Zurigo, in Svizzera no. Se non qui dove? Non ancora i lingottini, comunque, per i lingottini. No, quello non ci siamo arrivati ancora, però io sono qui da 14 anni e vedo quest'albero ogni anno, quindi insomma è una tradizione sicuramente. Assieme ai mercatini, sempre in stazione c'è uno dei mercatini e poi un altro mercatino è presente nella piazza dove c'è l'opera, il teatro dell'opera. Quindi sì, insomma, come dire, i mercatini sono uguali ovunque, al di là dell'atmosfera, quello che vendono è la stessa cosa ovunque, ma decisamente l'albero vale la visita, ecco. Swarovski, sì, noi non ce l'abbiamo, ecco, dobbiamo riconoscerlo. Ebbene, ancora no, dai. Va bene, grazie mille Maurizio. Grazie a voi, vorrei augurarvi buone feste e chiaramente anche agli ascoltatori, e vorrei augurare a voi quello che auguro a me, cioè un anno perché parliamo direttamente del 2023, ovviamente in primis la salute, perché senza di quella non andiamo molto lontano, Certo. Però vorrei augurare a tutti un anno di tanti libri e tanti viaggi. Questo è un augurio bellissimo che naturalmente ricambio. Come sai, e naturalmente ricordiamo anche il tuo blog dove troviamo tante cose interessanti, insomma tanti spunti. Adesso magari Gian poi lo monta. No, ma c'è già Peppe C'è già. Sì, È c'è già. il nostro regista super efficiente. Va bene, allora buoni libri, buoni viaggi e a presto, grazie. Buon anno e alla prossima. Grazie. Altrettanto, ciao Maurizio, grazie. Ciao. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's a lovely weather for the sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's a lovely weather for the sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. Guy running in the wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just hold your hand. You're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice, rosy and comfy, cozy our way. We're snuggling up together like two birds on a feather would be. Let's take the road before us, a single chorus or two. Come on, it's a lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're running in the wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just hold your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice, rosy and comfy, cozy our way. We're snuggled up together like a bird on a feather would be. Let's take the road before us, a single chorus or two. Come on, it's a
together with you. Slay them together with you. Like Ride, la slitta. Noi abbiamo lasciato la nostra mongolfiera a Zurigo e abbiamo preso la slitta in prestito di Babbo Natale per tornare indietro. Abbiamo volato le Alpi e siamo arrivati a casa nostra e abbiamo trovato il Babbo Natale a casa nostra nel villaggio. Nel villaggio di Natale. Con noi c'è Daniel Marangongoletti. Ciao Daniel. Ciao a tutti. Benvenuto fra noi. Grazie mille, sempre un piacere. Allora, come ogni anno, Daniel crea questo villaggio di Natale immenso, perché è un villaggio veramente immenso. Quest'anno dentro una palestra, no? Esatto. Raccontaci esatto. un attimino. Allora, questa è l'8ª edizione. Il tema di quest'anno è Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non tanto per raccontare la storia di Alice, che ormai è conosciuta, è il punto di vista della Regina dei Cuori, perché è un Natale al femminile. Infatti tutti i miei personaggi sono donne, anche il cappellaio matto, ed è un Natale che parla di seconde possibilità, perché anche una persona malvagia come la Regina dei Cuori merita una seconda possibilità. Ma infatti stavo per chiederti, quella cattivissima lì, e invece tu, vabbè, ci hai lavorato. Esatto. Alla fine era una donna sola, una donna che aveva paura di non essere apprezzata se non perché fosse una regina, e di conseguenza allontanava ancora di più le persone. Con il suo potere un po' esercitato in modo Esatto. Senza senso, tra virgolette. Ma è lei quella staccata nella testa? Com'è? Esatto, è lei. Infatti, per dire, essendo Natale al femminile, tra i miei addobbi, oltre a trovare la Bella Addormentata o Clara con lo schiaccianoci, troviamo anche Crudelia De Mon quest'anno, troviamo anche Madonna, la cantante, perché è proprio un Natale dedicato alla figura femminile. Hanno fatto anche l'addobbo su Madonna, tra le tante cose. Bene, allora volevo dare delle nozioni un attimino dove trovare questo villaggio di Natale. Che non è un presepe, è un villaggio. No, esatto. C'è anche il presepe tradizionale, ma il mio è veramente un allestimento tematico natalizio. Allora, il villaggio è aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19 fino al 15 di gennaio a Cavallino in via Faitema. Al Centro Culturale Pascoli. Esatto. È che a volte su Google non risultano ancora con quel nome. È più facile raggiungerlo con l'indirizzo, esatto. Certo. Comunque fuori c'è un allestimento esterno, quindi è impossibile non trovarmi. È impossibile non notarlo. Esatto, si vede questa cosa qua fuori. Per chi sta guardando su YouTube c'è questa entrata luminosa con gli scacchi. Ci chiedevamo prima di che materia sono fatti gli scacchi, cartapesta? Vetroresina, sono vetroresina tutti fatti a mano da una ragazza di Ponte Sabbioni, Gloria, che ringrazio, che erano parte della sua tesina di laurea. Fanno parte di un progetto infatti molto ambizioso, quei scacchi, e li uso con piacere. Caspita, complimenti allora anche all'autrice dell'opera che adesso decora il vialetto, e poi sono alternate con degli alberelli, con delle meline, anche quelle ho provato a toccarle, non capivo di che materiale erano, delle meline bianche meravigliose, ma sono vere, sembrano quasi vere. Allora, sono di polistirolo, sono colorate, sono mele bianche e mele dorate, perché collegandosi sempre al tema femminile, Eva e la mela è un po' un riscatto verso le donne questo Natale, no? Quindi la mela, simbolo del peccato, qui diventa invece un ornamento prezioso. Bravo, ci piace. Quindi polistirolo dipinto. Esatto. E poi dentro cos'altro troviamo? Allora, l'ingresso, che è un lungo corridoio,
è proprio la divisione della prima parte, che è molto più moderna, dove abbiamo gli alberi e un arco, in rosso con le carte da gioco in omaggio alla regina. È molto, tra virgolette, aggressiva come entrata, molto colorata. La seconda parte del corridoio, dedicata ad Alice, è in celeste e oro ed è molto più sognante invece. Come si merita effettivamente. Esatto. E poi nella stanza principale, praticamente lungo le pareti, ho ricreato la storia di Alice. Quindi c'è una prima parte con i fiori parlanti, questo giardino invernale, c'è la casa del bianconiglio dove Alice mangia il biscotto e diventa gigante. Abbiamo proprio una zona dedicata alla mia versione di bianconiglio, l'immancabile tavola del non compleanno e la parte del castello con lo stregato, Alice, il cappellaio matto e appunto la regina di cuori. Oh, c'è da dire che poi dopo tu il biscotto lo dai anche realmente. Esatto. A chi si comporta bene, dico sempre. Ma e chi è che ha coraggio di mangiarlo, che non si sa mai poi? Ma io dico No, sempre no. a chi bambini, portatelo a casa, a volte non fanno, anche un grande ieri sera, a dire il vero, non ha fatto il tempo di uscire dalla porta che lo stava già mangiando. Io E ce il l'ho qua suo- ancora incartato. Esatto. Eh sì, perché è Scusa, venuto a Daniel, e hai moglie oggi. realizzato tutto tranne gli scacchi? Esatto. Hai realizzato tutto tu? Solo l'abito della regina di cuori, che è la riproduzione del film, solo quello sono più di 300 ore di lavoro. Esatto. Per darvi un'idea, cioè la mantella dello stregato in pelliccia sintetica è formata da 100 pezzi tagliati in obliquo, perché i gatti il pelo striato sulla schiena è in obliquo, per dare quel senso proprio di animalesco, cioè 100 pezzi e non ce ne sono 2 di uguali per comporre questo puzzle che è questa mantella. Sì, ma Insomma. bisogna essere proprio matti a... Esatto. Quando è che Matto hai come... Cioè, cominciato, Dani? io mi ricordo che quest'estate che andavamo al centro Pascoli, lui era là che preparava il Natale. A fare sopralluoghi, a prendere Sì. misure, esatto. E beh, c'è un anno di lavoro per avere un risultato così alto, non c'è alternativa. Un anno. E hai qualcuno che ti aiuta, qualche artista, qualche persona magari che ha più manualità? Beh, tu hai tantissima manualità perché... Grazie. Allora, devo dire che quest'anno, per caso, sono arrivate delle ragazze barra donne ad aiutarmi la sera, magari o il pomeriggio, la Luisella, la Stefania, la Elena, qualche altra persona, perché si sono proprio offerte, mi hanno visto durante l'allestimento e ho detto va bene, io di solito lavoro da solo, infatti non è facile a volte collaborare con una persona con la quale conosci anche solo di vista, non c'è una confidenza, no? Però devo dire che mi ha fatto piacere perché soprattutto ho trovato il calore e il sostegno delle persone in questo. È stato veramente un allestimento duro, quello di quest'anno, Bello. molto più duro dell'anno scorso. Però è stato bello proprio a livello umano. Beh, sì, più duro perché anche la stanza è molto più grande e hai creato appunto questo villaggio centrale della stanza, tutto, cioè molto più appunto impegnativo. Sì. Sono stati 33 giorni di Sì. allestimento. Io l'ho visto nascere un po' perché venivamo, no? Ogni tanto sbirciavamo Il cantiere in corso. il cantiere in corso, Ma a Daniel, ti modi posso chiedere, pensionati. Sì. Dimmi. allora l'ispirazione da dove ti Sì. arriva? Di notte, così sognando? Allora, sono i materiali, cioè a volte magari, io entro in un negozio di tessuti, vedo un tessuto e là ci vedo lo stregatto e lo compro di conseguenza. Mi hanno regalato dei coni di polistirolo, a grandi, circa 30 centimetri, e io là ci ho immaginato dei gelati finti giganti e cioè è proprio il materiale quando lo tocco mi dà l'idea. Proprio in base a volte anche a quello che mi arriva anche in regalo, o a quello che trovo in un negozio, e da là parte tutto quanto il progetto di conseguenza. Bello, bello perché c'è un mix di arte e artigianato. Esatto, invece grande riciclo poi nelle cose che faccio, perché veramente si cerca di sfruttar tutto al massimo. Quindi una creatività veramente
gigantesca. È anche una Grazie. manualità però, perché qual è la cosa che ti è riuscita, che ti ha impegnato di più, proprio che ti ha creato qualche difficoltà, hai detto: "Ma forse non ce la faccio a fare 'sta cosa"? In questo progetto qua, Sì. allora sembra una stupidata, ehm, oscurare tutte le finestre con la carta per fare buio. La stanza non ha il riscaldamento, lo scotch non teneva, lo scotch da pacchi, il biadesivo e la colla, e là è stata veramente una sudata, perché attaccavi e arrivavi la mattina dopo, cadeva tutto quanto. Però quando tu attacchi la parete libera, mano a mano che vai avanti con l'allestimento, ritornare su da riattaccare, guarda, quella è stata veramente una lotta fino all'ultimo giorno, perché tuttora la carta negli angoli viene giù. Quello è stato veramente un parto, che sembra una sciocchezza, però in No, realtà no, mi ha creato tanti problemi. ma invece a livello di realizzazione, diciamo, artistica. Allora, forse che è un po' comica la cosa, ho fatto questa casa del bianconiglio che è alta circa 1 metro e mezzo, dal quale esce il manichino che è Alice che ha mangiato il biscotto che l'ha fatta diventare Mh. gigante. Io l'avevo immaginata con le finestre dritte così. Mi son reso conto che io non so far le cose dritte, quindi le finestre son diventate sbilenche perché un angolo retto perfetto non riesco a tagliarlo, perché Ma non ed è di polistirolo ancora 'sta casa? Polistirolo, esatto, esatto. Dopo col plexiglass son state fatte appunto l'effetto del vetro. E allora quella è stata una cosa che non sono riuscito a fare dritta. E allora l'ho giocata in chiave ironica, è diventata tutta sbilenca Ma sì, volutamente. ma certo, infatti Esatto. stavo per dire, insomma, una roba dritta siam capaci tutti noi a Ma una roba dritta in bolla, io non so farla. Io non vedo le cose storte anche quando costruisco qualcosa. Sono gli altri che me lo dicono e allora dopo correggo. Io sono asimmetrico di mio. bello, bello, bello. Grazie. Mi viene in mente un libro che è molto bello, che diceva, il titolo era "Ci sono bambini a zig-zag". Mh. Ecco, e la maestra, perché è la maestra che e allora poi il genitore va e dice: "Scusi, ma" dice: "Ma certo", dice: "Ci sono bambini rotondi, bambini quadrati e poi ci sono bambini a zig-zag", che è quello un po' più così fantasioso, no, un po' più alternativo nel modo di Che bello. comportarsi anche. Quindi bello. Che bella cosa, mi piace molto questa citazione, veramente. È un libro stupendo di David Grossman. Mh. Anzi, a proposito di consigli di lettura, ecco. Ecco. Va bene Veramente. Daniel. Va bene, e con Daniel poi ci troveremo, faremo uno speciale Natale per il prossimo lunedì e quindi in effetti io non ho messo nessuna immagine del villaggio ora perché lunedì prossimo faremo una cosa con il video, con l'intervista, quindi Un l'appuntamento documentario. l'appuntamento è diciamo un speciale Natale per la prossima settimana. Va bene. Sì, niente, abbiamo le solite, i giochini di luce, delle cose che sono fantastiche, no? C'è stata tanta gente che finora è venuta, insomma, mi Sì, pare, sì, no, sì, di sì, sì. aver visto, di vedere interessamento da parte di tutti. Allora, la cosa che mi sta stupendo, soprattutto ieri, sta arrivando tanta gente da Vicenza. Mm. Ah, Vicenza, Padova, Udine. Infatti io l'ho fatto anche un post ieri sera, ma i cavalli notti dove sono? Che quelli non si fanno vedere. Cioè, sta Vengono tanta sempre alla gente. fine. Ma cioè, l'altro ieri è partita una famiglia da Monza per Mhm. venire a vederlo perché hanno visto su internet un post. ah. E i cavallinotti dove sono? Che ci abitano di fronte. Questi Forse non non si fanno vede guardano i tuoi post su internet. Mamma, ma uscite di casa, venite, vi lamentate sempre che non c'è niente, uscite di casa, non per me, ma se no veramente, cioè, è poco stimolante, perché 'sti cavallinotti dove sono? Ma proprio di cavallino al centro, che Cassavio, Tre Porti arrivano, ma quelli di Cavellino che fine hanno fatto? È Tutti a una casa? cosa che ogni tanto sento ripetere in vari ambiti diversi, Mamma mia, quindi è impressionante questo, veramente. Cioè mi dispiace perché l'anno scorso a Cassavio c'era una risposta dalla comunità locale.
Quest'anno a Cavallino arranca la cosa. È un peccato secondo me. Ma sai che sento dire la stessa cosa a proposito di spettacoli o di musica, no? Ogni tanto io dico, ma perché non organizzate a Cavallino invece che a Casale? E dice perché a Cavallino non viene nessuno. Esatto, allora Che dico, strano. Cavallinotti, smentiteci e venite, che mi Smentiteci, aspetto. fateci vedere che abbiamo torto. Esatto, toglieteci questa soddisfazione, fateci vedere che sbagliamo. Peccato. Vabbè, dai, no, ma veniamo i prossimi giorni. Ma sì, Sì, dai. Allora, è aperto fino il 15 di gennaio. di gennaio, quindi dalle 15 alle 19. esatto, c'è tanto tempo ancora. Sì. Le vacanze, quindi magari i bambini sono un po' più liberi. Sì, adesso fino a venerdì vanno a scuola, quindi Esatto. sono un po' impegnati, esatto. Va bene, Daniel, grazie. Con lui ci sentiremo la prossima settimana, cioè vedrete la prossima settimana questo villaggio di Natale. Non lo facciamo vedere tutto perché la gente deve venire, ovviamente. Esatto. Va bene, grazie Daniel, buon lavoro, adesso non lavori, sei là che accogli i visitatori. E quindi buona accoglienza. Grazie mille, buona continuazione a voi. Grazie, complimenti. Ciao, grazie. Ciao, buona serata. Just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Well, lieve tuo candore, discende lieto nel mio cuore, nella notte salta il cuore esulta d'amore, e Natale ancora, e vieni giù dal cielo consolazione che mi dice spera che tu a Natale non soffrire più. Christmas card I write, may your days be merry and bright,
Eccoci qua nuovamente tornati, grazie White Christmas di CT Bandland e Rossella. Adesso torniamo di nuovo un po' indietro con la nostra mongolfiera che sono andato a recuperare mentre parlavate con Daniel a Zurigo, l'ho recuperata e quindi siamo in volo e siamo a Milano, e a Milano chi troviamo? La nostra Giovanna Nocetti. Buonasera Giovanna, ciao. Ciao ragazzi, grazie dell'invito, sono felicissima di essere in diretta in rete con voi. Voglio fare intanto gli auguri a tutti gli ascoltatori e poi a voi alla fine vi darò un bacio via etere. Ah, bene, siamo contenti. Allora, perché abbiamo chiamato Giovanna? Perché ha una veste nuova, no, in questo periodo e Sì, si trova a gestire un teatro. Adesso lei ha sempre cavalcato i teatri nella maniera come ospite, adesso invece devi produrre spettacoli, no? sì, però ti devo dire una Mm. cosa, sì, è un po' stancante perché effettivamente fare un cartellone non è facile, non è semplice, non è facile, è anche dispendioso, però io ho naturalmente cercato gli amici che mi hanno sostenuta sempre e quindi ho chiesto loro di fare un concerto, infatti verrà anche la Monica Vanin a fare operette e melò, un programma di arie di opera e il melodramma e le operette, le AR, eccetera. Poi con 3 cantanti, quindi è già una cosa di un certo spessore culturale. Poi ho fatto sì anche la Viviani per i bambini, ora che siamo sotto Natale. Poi ieri abbiamo fatto il coro Il coro Zenzero col gospel, maestro sì. coro gospel col maestro Bagnato, abbiamo fatto un successo Ecco, strepitoso. adesso guarda, La gente metto anche le foto che ho trovato sul tuo La sito. gente si è divertita veramente tanto. C'è stata proprio un'ovazione finale. E poi, naturalmente, poi ci sarà in gennaio c'è Alessandra, poi ci saranno, cioè è un bel programma. Mhm. È un bel programma. Poi Ma c'è una cosa molto bella, fra l'altro, i giovani talenti pianistici, quei ragazzini dai 7 ai 14 anni che faranno una sera di sabato, si alterneranno questi 4 ragazzi che sono veramente incredibili, tu non hai idea che cosa sono di meraviglioso. Poi c'è la Sandra Sofia Perulli da Venezia che dirigerà l'orchestra con tutte musiche di Mozart, semplici e facili. Ci sarà anche un clarinettista che farà sempre in seno a questo concerto un quartetto d'archi e il clarino che farà un'aria bellissima di Mozart. Quindi poi ci saranno una sfilata di abiti da sposa in aprile. quindi, Poi ci insomma, saranno quindi varia anche non solo musica a sì, sì, teatro, sì, ma sì. anche altre attività. Sì, certo, perché praticamente poi ci sarà la Musiani con Enrico Musiani e Sabrina Musiani che vengono e fanno un concerto e che sono molto famosi, popolari, però hanno dietro di loro c'è Antenna 3, quindi Mhm. poi ci siamo io, Giovanna con Stefania Cento e Fabrizio Voghera, i nostri migliori anni. Poi c'è la giornata della memoria, Vanaghila. E insomma, Ma insomma, abbiamo. hai lavorato abbastanza, Sì, insomma, per sì, sì, creare sì, questa, sì, no, sì, questa sì, programmazione esatto. che adesso arriverà, non lo so, hai già anche programmato tutta l'estate, stai programmando, suppongo. Sì, sì, già sono già in calendario Mhm. e poi anche ci sarà poi il giorno della poesia. Ho fatto una cosa un po' varia
toccando tutte le arti e tutto il mondo degli artisti, certo. per poi approdare in estate a una bella cavalleria. Allora però si fa non in teatro ma in piazza, quindi c'è la voglia di fare. Il sindaco è felice, l'assessore è sulle nuvole, veramente. Guarda, ti dico, mi sono un po' stancata. Allora. Dimmi. Complimenti, dico. Sì, è stata una cosa un po' cioè un po' faticosa, però adesso che è già tutto preparato il cartellone, adesso è soltanto ad ogni evento creare la pubblicità, cercare di fare. Ieri, per esempio, il sindaco era in teatro ed è rimasto felicissimo perché praticamente ha contato 60 persone del paese che non erano mai andate a teatro. Questa è una bella cosa. Hai capito? Perché questo teatro cioè, coinvolge un po' tutta l'oltrepo pavese, ma il posto, proprio il posto, la gente non andava, non ci va. Lui mi ha detto, sai, per me è una soddisfazione vedere che i miei cittadini, ne ho contati 60. Sai cosa significa? Significa che 60 persone domani raccontano e possono diventare ogni volta qualcosa di più. Certo. Quindi sono riuscita, mi ha detto, sei riuscita a portare i miei paesani in teatro. E questa è stata una bella soddisfazione. Bello, un bel risultato, complimenti. Vero? Sì. Ma penso che quando fai le cose con cuore, con amore naturalmente, e poi ci metti la voglia e non ti erigi come fanno questi qui che fanno delle cose incomprensibili, queste cose un po' troppo intellettuali, diciamo, no? Troppo intellettuali. Cioè, se tu vuoi, la gente vuole andare, se vuole andare a teatro, vuole andare a teatro per stare 1 ora, 2 ore, tranquillo, sereno, sorridere, uscire dicendo sì, ho passato 2 ore serenamente e ho capito quello che sono andato a vedere, ascoltare. Sì. No, perché è così. Però sono contenta, veramente è una cosa che mi ha ti sentiamo che sei felice, anche perché è un teatro storico, leggevo che era del 1918, quindi no, Infatti il sindaco Fabio Riva mi ha detto, sai, il teatro l'ho sempre dato un po' senza approfondire troppo, invece adesso con te, perché siamo stati a parlare poi 1 ora, 1 ora e mezzo all'inizio, io gli ho detto io farei questo, ma me lo sono inventato al momento. Sì, vabbè, insomma, con l'esperienza che hai, insomma. Certo, capisci? Ho pensato anche a tutte le persone che conoscevo, tant'è vero che la Monica Vanin, che siamo amiche da anni, gli ho detto, senti Monica, devi venire, mi devi fare questa, ma certo, subito, e allora mi fa queste cose che, fra l'altro, le operette sono le cose belle di musica di un certo livello, che però è sempre bello ascoltare. Tu che mi hai preso il cuore, Viglia, cioè la gente alla fine le ha sentite, risentite, però le piace risentirle ancora, insomma. Sì, esatto. Se tu consideri che la Traviata la sentiamo da un secolo, sì, esatto, ascoltiamo sempre quella, 1 secolo e mezzo, sempre quella. Quindi vuol dire che la gente vuole sì partecipare al teatro, ma vuole qualcosa che sia dentro di lei, dentro loro stessi, perché è inutile le cose intellettuali, facciamole fare. Ora non faccio nomi di altri teatri, però facciamole fare agli altri.
che sono magari sovvenzionati dallo Stato e noi invece no. Ecco, in Diciamo le effetti cose che volevo chiederti la parte più difficile che hai riscontrato e che magari hai detto, ma chi me l'ha fatto fare? No, niente. Io ho detto, l'ingresso è libero sempre, non c'è biglietto. Se Quindi, vogliono, c'è una ciotola con scritto sostieni il tuo teatro e puoi mettere 1 euro o 1 milione di euro, hai capito? Però non c'è, perché comunque la SIAE c'è da pagarla, eccetera, eccetera, però non voglio, almeno per il primo anno, non voglio mettere biglietti. sì, l'importante Per è far far entrare la gente a conoscere. teatro. Esatto, per far conoscere e vedere che si può andare a teatro e ci si può divertire, che si può andare a teatro e si sta bene. Cioè, hai capito? Secondo me, non so se è sbagliato, però siccome si può fare questa cosa stringendo un po' i denti, credo che nel giro di 3-4 mesi abbiamo in mano la città, e cioè diventa un appuntamento, e allora puoi chiedere magari il E biglietto da dopo 10 le euro. persone sono esatto. anche più disponibili, sì. Certo, perché dice, ma sì, vado perché la volta scorsa mi sono divertita. Poi per adesso non pagano biglietto, quindi non hanno neanche l'onere di dover pagare i 10 euro. È una cosa che il sindaco, insieme con me, abbiamo voluto fare per la città. Però li devi abituare. Ecco perché certo. ieri lui era felice, perché ha contato, ce li ho contati io uno per uno. 60 persone significano una folla. Cioè, sembra assurdo dire 60 persone. No, ma su un paese che persone che non erano mai andate. Hai capito? Esatto. No, è un buon Perché lui ha fatto successo. il calcolo che 60 persone oggi, domani e dopodomani parlano e possono diventare 100, possono diventare 200. Cioè, hai capito? È il parlare che porta poi la gente a teatro. Ma sì, guarda, quasi quasi vado, almeno so che mi vado a divertire. Hai capito? Certo. Questo era il principio. E spero di riuscirci. Bene, complimenti, dai. Grazie, Complimenti, grazie anche infinite. perché ti sento piena di energia, quindi vuol dire che l'hai No, ma in poi qualche modo comunicata, ecco. sì, ma poi guarda, ho chiamato Lavarini e poi ho chiamato questa mia amica che è un grande direttore d'orchestra e di Mestre, che si chiama Sandra Sofia Perulli, e gli ho detto, senti, io ti metto a disposizione una piccola orchestra di 22 elementi, vieni a dirigermela, ma mi fai un regalo? Ma scherzi? Cioè, capisci? Allora porti un grande nome, una grande cosa, che ha capito il problema, lei lo fa con tutto il cuore perché comunque siamo amiche anche con lei, e quindi tutti questi amici secondo me riusciranno a far rinascere questo teatro. Allora, in bocca al lupo, complimenti per i risultati che sei già riuscita a ottenere, anche grazie a tutti gli amici che danno una mano, insomma. Grazie. E niente, ci racconterai poi come vanno le cose. Ti faccio sapere le cose, eventualmente più avanti ci risentiamo e ti dico volentieri, come sono. volentieri, sì. Davvero? Sì, volentieri. Ma tanto possiamo... poi verrò anche... Tanto verrò anche a Cavallino, facciamo una diretta. Sì, poi abbiamo programmato anche per marzo uno spettacolino con uno spettacolo. Grazie. Non da poco. Noi facciamo una diretta con voi e così resta negli archivi. Certo, volentieri. Va bene. Va bene, Ti Giovanna. Ascolta, buonanotte, un bacione, buon Natale. E buon Natale anche a te. Buon Natale. E auguroni. Ciao a tutti. Ci sentiamo. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Rocking around
Eccoci tornati, grazie a CT Bandland. Rossella, mettiamo a riposo la nostra mongolfiera? Con tutti questi voli svolazzi transoceanici, ecco adesso bisogna... Sì, e chiudiamo anche quest'anno perché questa è l'ultima trasmissione, ad eccezione dello speciale della prossima settimana. E quindi niente, auguroni a tutti. Abbiamo fatto un po' di viaggi. Ricordiamo anche le belle puntate di Lorella che sono sempre puntate monografiche su vari tipi di musica o di artisti, così magari se si ha desiderio di una colonna sonora un po' particolare, ecco, Sì, basta andare nel nostro sito, ci sono tutte le pagine dedicate alla playlist di Lorella. Ci sono tutte le pagine dedicate al Giro del Mondo in 80 giorni di quest'anno e dello scorso anno e dell'anno dietro, perché è la terza edizione, Rossella. La terza edizione, devo dire che stiamo diventando sempre più viaggiatori. Siamo sempre più alti perché cambiamo sempre la mongolfiera, è sempre più grossa e quindi possiamo salire sempre di più. E andare di qua e di là. Esatto. E quindi anche se si cercano magari dei suggerimenti per qualche viaggio particolare, un po' fuori dalle solite rotte, ecco, noi abbiamo libri fuori dai soliti libri, viaggi fuori dalle solite rotte, ecco, tutto torna. Va bene, tanti auguri a tutti. Bene, e la nostra sigla ci dice a lunedì prossimo. Lunedì prossimo ci siamo? Sì, perché ci siamo anche lunedì prossimo con appunto lo speciale Natale. Vediamo un po' se c'è la musichetta. Eccola qua. Con lo speciale Natale dove andremo a trovare appunto Daniel, vi faremo vedere proprio attraverso YouTube. Per chi ci ascolta per radio purtroppo non sarà difficile raccontarlo, ma cercheremo di raccontare anche per chi ascolta tutti i vari meccanismi che fa funzionare questo villaggio di Natale di Daniel Marangongoretti. E basta, abbiamo finito. E niente, per il resto arrivederci all'anno prossimo, che ormai è alle porte. Sì, si fa un po' di ansia, però così. Ci dovremo trovare lunedì 9 gennaio, no? Lunedì... non lo so, io il calendario del 2023 non ho voglia di non ce l'hai ancora sotto visione. No, va bene, dai. Tanto no, dai, sto scherzando, 9 gennaio. Ci vedrete lo stesso sui social. Abbiamo aperto anche il nuovo canale di Tattoo, un nuovo social tutto italiano, e c'è anche Radio Nostra. E niente, a lunedì prossimo. Ciao a tutti, buona serata e buone feste e buon Natale. Cercate di mangiare il più possibile per una volta.